Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qui per il quarto appuntamento di Io resto a casa Shakespeare, fase 2. The Place, ovvero il racconto delle opere shakespeariane scelte dai nostri 20 interpreti, dai nostri 20 artisti che nel mare magnum delle 37 opere shakespeariane ne hanno scelte appunto una decina che vanno a raccontare in dialogo. Oggi, che dire, giochiamo in casa, non lo so, posso chiederlo alle persone che mi accompagnano in questo racconto, che sono Gloria Busti e Beatrice Zuin. Ciao, ben arrivate! Ciao! Eccoci qui. Ecco, allora, intanto chiedo a Gloria di togliere il mute. Perfetto, ci sei anche tu. Ciao, benvenuta Gloria. Ciao. Ciao. Allora, perché dico che stiamo giocando in casa? Perché andiamo a raccontare Giulietta e Romeo, il mito dell'amore. Spettacolo che tra l'altro Casa Shakespeare ha messo in scena proprio agli albori. Anzi, non si chiamava neanche Casa Shakespeare, cioè non esisteva neanche come associazione nel primo allestimento in inglese, Romeo and Juliet, che si chiamava Opera in Love Romeo and Juliet nel lontano 2012, e che poi è diventato tante cose che hanno coinvolto anche voi, giusto? Vero. Allora, io vorrei chiedere prima a Beatrice di raccontarci cos'è stato il tuo incontro con Giulietta e Romeo, o Giulietta se vuoi andare più nello specifico. Beh, Giulietta e Romeo per me è un antico amore, tanto che da una decina d'anni fa avevo scritto una riduzione per attrice, io e Pupazzi, che ho portato un po' in giro e poi ha avuto un'evoluzione, come i Pokémon. È diventato tante cose, e vale la pena di dire poi cosa dalla riduzione che ne è venuta del tuo testo hai scritto un altro testo che è l'Amleto in 2D4 e assieme sono diventate una splendida avventura che ci ha portato con il carro di Tespi, si può dire, Bea, con il carro di Tespi, sì, veramente. Sì, dai, è stata proprio un viaggio alla Capitan Fracassa che speriamo di riprendere al più presto. Esatto, che si chiamava, naturalmente vado a citarlo per chi non ce l'ha presente, Il Circo di Shakespeare, testo di Beatrice Zuin, e nel quale appunto Beatrice, intanto sto giocando vero con le immagini, e intanto del quale Beatrice era anche interprete assieme a me, mentre invece la nostra Gloria ha avuto un percorso più articolato, insomma, con Giulietta e Romeo, giusto? Esattamente, se per Beatrice era un vecchio amore, per me è un nuovo amore, ma diciamo che mi ci sono tuffata in pieno e quindi è iniziato tutto con la stupenda esperienza del Relife, quindi la nostra rievocazione teatrale storica estiva, a cui ho partecipato come attrice nel ruolo di Mercuzio, tra l'altro. E poi Solimano mi ha introdotto negli altri ruoli focosi, quali Giulietta, negli spettacoli ufficiali, insomma. Sì, esatto, in Real Life ho fatto la mamma nel 2000 e, oddio, ho perso il conto, 15, 16. Credo, sì, o 16 o 16 o 17 addirittura. Sì, esatto, e poi ho cantato nella scena del funerale di Giulietta ai Giochi Addio, e quindi il Real Life ce l'abbiamo tutti nel cuore. Ecco, sì, io ne approfitto per dire il Relife è un mix tra uno spettacolo teatrale diviso in 5 giornate e una rievocazione storica. Mettiamo in scena nei giorni, nei luoghi, delle ore previste dal testo, le 15-16 scene principali agli orari anche previsti, quindi con scene a mezzanotte alla casa di Giulietta, alle 5 del mattino alla tomba, al pomeriggio ai giardini di Piazza Indipendenza, che per noi sono il luogo dello scontro Montecchi e Capuleti, ed è un'avventura che si svolge in luglio ormai da 6 anni, i primi 3 anni con i professionisti e gli ultimi 3 anni invece con degli attori studenti, proprio studenti delle nostre scuole, quindi abbiamo fatto un ulteriore step in avanti, oltre a luoghi, ore e date
individuate o immaginate da Shakespeare, anche l'età degli interpreti. Ed è una bella avventura che continuiamo a giocare. Chissà quest'estate cosa succederà, vero? Con tutto quello che stiamo vivendo, chissà come lo stream... Ecco, vogliamo ricordarlo che lo streaming noi del teatro l'abbiamo fatto da quando c'è il Real Life proprio perché si svolgeva in luoghi nascosti, in luoghi poco adatti a ospitare il pubblico, la camera di Giulietta, neanche la casa, o la tomba che ospita 7-8 persone, andava in diretta streaming e abbiamo salvato, se non erro, sul nostro canale YouTube tutte le riprese mi pare, dei primi 3 o 4 anni. Va bene, e insomma Giulietta Romeo è un testo che tutti i veronesi dicono lo sanno a memoria, poi magari confondono con Raperontola, con la treccia che cala giù dal balcone, fa un po' di casino, quindi direi che sarebbe bello introdurlo, ma avete pensato a cosa per introdurlo? Una piccola presentazione con uno sfondo che ti fa vedere la nostra bella Verona. Direi che è un omaggio alla nostra bella Verona. Allora, visto che poi la scena che vanno a interpretare, la volete anticipare? Qual è la scena che andrete a interpretare? Ce lo dici tu, Gloria? Abbiamo rispettato le età. Quindi non sarete tipo Mercuzio Tebaldo, mi pare di capire, neanche papà Capuleti e mamma Capuleti, bensì. Che ne dici se lo lasciamo indovinare? Va bene, hai ragione. Dai, allora, andiamo con la presentazione. Eccoci qui, siamo collegati. La presentazione, mi piace ricordarlo, è un omaggio a questa realizzazione straordinaria di Volo Aereo su Verona, fatta da Luce 2. E con questa come immagine andiamo sul testo che ha scritto Beatrice Zuppi. Ecco Verona. È inevitabile. Quando si dice Verona, la prima cosa che viene in mente non è l'Adige, non è l'Arena, non le mura, non le piazze, non il teatro romano, no. Quando si dice Verona, si dice Giulietta. Si pensa all'amore, ai lucchetti, al balcone, a Shakespeare. Ecco appunto, a Shakespeare. Shakespeare ha reso mondiale questa vicenda divenuta l'archetipo dell'amore perfetto, ma contrastato dalla società. Ma la vicenda ha origini antichissime, infatti sin dall'antica Grecia, negli Efesiaca di Senofonte Efesio, ci sia una storia similare. E poi sino agli scritti più conosciuti di Masuccio Salernitano, di Luigi da Porto, di Clizia, Luigi Grotto, Matteo Bandello. Persino in Spagna ed in Cina si hanno storie analoghe. Verona è lo sfondo, la mirabile scenografia scelta dal bardo. Verona è la scacchiera, dove si scontrano le due fazioni, i bianchi e i neri, i Guelfi e i Ghibellini, i Montecchi e i Capuleti, che Dante scruta ancora dall'alto. Tutti sanno che Romeo era infatuato di un'Arlatra, ma quella sera alla festa, la festa del compleanno di Giulietta, dove non era stato invitato, si era intrufolato lì, di nascosto, per il gusto della trasgressione. Come tutti sanno, l'incontro tra i due è subito amore. Amore con la A maiuscola, amore senza se e senza ma. Un amore impossibile per tutti, ma non per loro. Tutti sappiamo dei loro rischiosi incontri, dell'impegno di sposarsi segretamente. Giulietta è rinchiusa tra le alte mura, ma ha un'alleata, la donna che l'aveva allattata, allevata, confortata. È lei che può mettere in contatto l'interno e l'esterno. La nutrice ha appena parlato con frate Lorenzo e con Romeo per concordare il matrimonio segreto. Che notizie porterà? Giulietta la sta aspettando. Giulietta è
impaziente. Battevano le 9 quando ho mandato la nutrice e mi aveva assicurato che sarebbe tornata entro mezz'ora. Forse non l'ha trovato. No, certo, è zoppa. I messaggeri d'amore dovrebbero essere i pensieri. Per questo Cupido, fulmineo come il vento, ha le ali. Il sole è a mezzodì e dalle 9 alle 12 ci sono 3 lunghe ore e non è ancora tornata. Oh, se il suo cuore fosse giovane, si muoverebbe come una palla. Le parole la manderebbero verso il mio cuore e le sue verso di Romeo. No, ma i vecchi a volte sembrano già morti. Certi denti pesanti, lividi come il piombo. Oh, Dio mio, eccola! Che notizie mi porti, cara nutrice? L'hai veduto? Oddio, perché hai un aspetto così triste? Oh, sono stanca. Lasciatemi riposare un momento. Oh, signore. Ti darei volentieri le mie ossa per sentire le tue notizie. Anche se le notizie sono cattive, dimmele sorridendo. Se sono buone, non guastare la loro dolce musica suonandola con un viso così duro. Su, parla, ti prego, cara nutrice, parla. Oh, Gesù, che fretta! Che fretta! Non potete aspettare un momento? Non vedete che sono senza fiato? Ma come puoi essere senza fiato se hai fiato per dirmi che sei senza fiato? La scusa per non parlare subito è più lunga del racconto che ti scusi di non poter fare. Insomma, le notizie sono buone o cattive? Dimmi, rispondi almeno a questo, sono buone o cattive? Ebbene, avete fatto una scelta infelice. Voi non sapete scegliere un uomo. Romeo, no, non è l'uomo per voi. La sua faccia è più bella di tutte, però la sua gamba è più diritta di qualunque altra, delle mani poi, dei piedi, dell'aspetto. È inutile parlarne, sono incomparabili. Non è solamente un fiore, ve lo garantisco, è anche buono come un agnello. Lui è la vostra strada, ma avete già pranzato? No, ma tutto questo lo sapevo già. Ma che cosa dice delle nostre nozze? Che ne pensa? Signore, come mi fa male la testa. La mia testa. La mia schiena, proprio qui dietro, ecco. Mamma, che dolore, ecco, proprio qua. Credimi, mi dispiace che tu non stia bene, ma mia cara nutrice, che dice il mio amore? Cosa dice? Il vostro amore da gentiluomo onesto, cortese, gentile, bello e ve lo assicuro virtuoso, mi ha detto: ma dov'è vostra madre? Dov'è mia madre? Ma è in casa, dove dovrebbe essere? Che strano modo di rispondere. Il vostro amore da gentiluomo onesto qual è, mi dice dov'è vostra madre? No, Madonna Santa! Vi scaldate per così poco, dai, Vergine mia, ti lascio immaginare. E questo sarebbe il balsamo per le mie ossa doloranti. D'ora in poi i vostri messaggi li porterete voi stessa. Quante storie! Cosa dice Romeo?
Va bene. Avete avuto il permesso di andare a confessarvi oggi? Sì. Allora, subito da frate Lorenzo, là c'è un marito che vuole farvi sposa, correte in chiesa, io andrò da un'altra parte, andrò a prendere una scala con la quale il vostro amore, appena farà buio, salirà come al nido di un uccello. Lavoro come un facchino per la vostra felicità, ma stanotte il peso lo porterete voi. Vabbè, andiamo, dai. Prima però devo mangiare. E voi correte da frate Lorenzo. Volo verso la suprema felicità. A presto, mia buona nutrice. A presto. A dopo, cara Giulietta, a dopo. Oddio, quanto ridere! Grazie Gloria, grazie Beatrice per questo primo tentativo di interazione in due case diverse. Straordinario. Il massaggio ci voleva. Va bene, c'è stato, diciamo, tecnicamente è da migliorare, noi ripetiamo, siamo dal vivo in ogni momento, nessuno si è incontrato prima, ognuno è rimasto nelle proprie case, non abbiamo potuto provare, ma ci stiamo provando lo stesso. Come dicevo ieri, è uno strumento che ci piace studiare e approfondire. Vedendosi a fianco, hanno pensato bene di scambiarsi anche con due mani, che poi c'è stato un attimo, sono diventate 4, però era perché abbiamo le mani di riserva, vieni qua. Facciamo vedere le mani di riserva. Le mani di riserva, guarda quante mani abbiamo qua. Fatti vedere. Ciao Alvise, grazie, grazie di esserti prestato a questa sperimentazione. Sì, oddio, il fazzoletto anche che passava, arrivava, poi si raddoppiava. Cioè sono curioso di sapere se è arrivato anche il moccolo del fazzoletto, ma insomma questo magari non interessa particolarmente. Allora, io volevo fare una cosa. Intanto ringraziare chi c'era, Licia che ci segue sempre, eccoli qui che vi salutano, Michele Bonvini che ci ha seguito fin dall'inizio, la Sabrina Modenini, ci tengo insomma, guarda qua la Licia che si ricorda, Beatrice, i tuoi pupazzi, la creazione. Beatrice ha realizzato dei pupazzi per il suo spettacolo, la famiglia Capuleti, c'era pure il principe ci stava, però c'era mamma, papà Capuleti, la balia, frate Lorenzo, dei pupazzi straordinari e poi anche il principe. Ciao invece a Corrado, grazie che sei qui, e guarda invece Licia, Gloria, guarda cosa si ricorda Licia. L'agguerrito Mercuzio, oltre che la straordinaria Giulietta. Ancora Anna Benico, grazie di esserci stati. Qui stiamo arrivando al momento, questo è il momento in cui c'è stato il massaggio, guarda questo. Grazie Andrei, eccolo qui, e qui invece alla conclusione, chi non rischia non beve lo champagne. Guarda, grazie Andrei, è perfetta l'osservazione, ci sta, anche perché noi noi ce lo berremo lo champagne molto volentieri, perché va bene, dai. Allora, una cosa però, noi siamo abituati non solo a interpretare in forma di dialogo in questo caso, ma anche a raccontare come va avanti la storia. Allora, abbiamo già saltato di pie pari la scena del balcone, quindi l'incontro l'abbiamo narrato, c'è stato prima un litigio Montecchi-Capuletti, insomma la sera c'è questa Capuletti, si incontrano Giulietta e Romeo, la mattina dopo la scena del balcone, alla mattina stessa, giusto, perché è prima dell'alba la scena del balcone, dopo invece la balia va al mercato, incontra Mercuzio, Romeo, eccetera, e si mettono d'accordo per il matrimonio della scena che poi vediamo. Quindi cosa succede poi? La balia, la nutrice, mette la scala per Romeo e Giulietta sta andando, corre felice
e va con la complicità di frate Lorenzo, va in chiesa a sposarsi segretamente con Romeo. Mi confermi, Giulietta? Ok, vuoi andare avanti tu? Confermo, erano amici. Dopo il matrimonio. Sì. Dopo il matrimonio accade che Giulietta torna a casa mentre Romeo corre dei suoi compagni, dai suoi amici, sperando di poter raccontare, di poter condividere l'amore, il matrimonio, quello che gli è successo. Ma purtroppo dall'altra parte c'è una situazione completamente diversa ed è quello il vero momento in cui inizia a sentirsi il peso della tragedia, in cui c'è il duello, la famosa rissa, in cui viene ucciso Mercuzio e poi viene ucciso Tebaldo, quindi c'è la vera lite tra Montecchi e Capuletti, dei giovani ragazzi che con il sangue estivo, sangue ribollente nell'estate calda, fanno scoppiare una rissa. Esatto, ed è il momento in Da cui cui la commedia diventa una tragedia. Diventa una E ci tragedia. scappa il morto, anzi Sì. I morti. E qui ci sono, insomma, è una situazione creata dai grandi dove però muoiono i giovani. Situazioni che poi ciclicamente si riaffacciano. Esatto. E quindi cosa succede nella vicenda? Che interviene il principe di Verona, la carica suprema della città, che vedendo che l'assassino è stato Romeo ed è di una famiglia importante, invece di condannarlo a morte dice: lo mandiamo via, lo mandiamo lontano, così è incapace di nuocere ancora, e lontano per il tempo lo hanno mandato a Mantova. Bellissima questa cosa, che in una città così vicina veniva considerata lontana e distante. Lontana, tanto che Giulietta, che non sa nulla e lo sta aspettando, ed è tutta, insomma, lo sta aspettando ed è completamente ignara della situazione che accade fuori. Esatto, c'è un bellissimo monologo di Giulietta, il Gallopapas, in cui proprio manifesta tutta la tensione per quella che doveva essere la prima notte di nozze, quindi anche il primo incontro con il sesso per lei, perché dobbiamo dirlo, era 14enne, illibata, e invece arriva questa notizia devastante, che è portata sempre dalla nutrice, che in questo caso dimostra anche una cattiveria particolare, no? Che è morto, quindi facendo credere a Giulietta che è morto Romeo, e poi solo alla fine dice è morto Tebaldo. In effetti, perché se qui in questa scena qui la nutrice è divertente perché sta facendo spasimare la Giulietta, anche lì viene fuori, secondo me, anche l'incapacità di questa nutrice, che è comunque pur sempre una serva, e lei infatti non riesce mai a uscire dalla sua condizione, quella è e tale rimane, sino a abbandonare poi Giulietta. E infatti perché esatto. Vorrei passare passo la palla a Gloria, appunto cosa succede quindi a quel punto? Siamo arrivati alla notte d'amore. A quel punto Romeo riesce lo stesso a giungere ovviamente e a passare la notte insieme a Giulietta, che noi conosciamo benissimo la scena dell'allodola, che è la scena dell'alba del loro addio, ed è l'ultimo gesto che ha fatto la nutrice appunto in aiuto di Giulietta, è stato proprio quello di aiutare Romeo a giungere lì da lei. Dopodiché la nutrice le si nega il suo aiuto per la prima e ultima volta, perché la mattina stessa dell'addio con Romeo arriva il padre che minaccia Giulietta che si deve sposare. Con Paride. Scusami, con... No,
sì, deve sposarsi con Aiutami. Paride. Mi piace ricordare che Paride come Con Paride Mercuzio nella era chiesa di San Pietro. sì, Paride come Mercuzio era un parente del principe, quindi una persona importante nella città. E poverino, ma dico poverino perché spesso viene tralasciato anche nel nostro investimento, non c'è. Lui era sinceramente innamorato di Giulietta. C'è il suo monologo sulla tomba di Giulietta, è qualcosa che è veramente di commovente. E ricordiamo, anche questa è una scena che non sempre viene realizzata poi nella trasposizione teatrale, ricordiamo che Romeo, quando arriva alla tomba di Giulietta, ma sto già spoilerando, trova Paride e lo uccide. Quindi Paride vive nella maniera più sfortunata possibile questo amore, perché è innamorato, va a chiedere la mano al padre, che prima gli viene negata, poi imposta in velocità, poi scopre che è morta, la accompagna al funerale, le fa il funerale, va la mattina dopo a piangerla e viene ucciso da Romeo. Quindi poverino, perché appunto adesso ho saltato qualche passo, però effettivamente succede che Giulietta, e adesso lascio la parola a Gloria, davanti al padre che le impone di sposare Paride, che fa? Che fa sta para Giulietta? Giulietta niente, dice che si va a confessare, dice di andare a confessarsi, disperata qual è, per aver dispiaciuto a suo padre, ma in realtà lei non ha nessunissima intenzione di sposare Paride, perché in effetti prima di tutto viene l'onore per il fatto che lei è già sposata ad un altro uomo e ama quest'altro uomo che è Romeo in esilio, e dunque decide di andare da frate Lorenzo e farsi dare una soluzione. E quindi frate Lorenzo, che a tutto lui ci pensa, gli dà questa pozione che, se presa in piccole dosi, questo farmaco, se preso in piccole dosi, provoca una sonnolenza, se preso in grandi dosi provoca la morte. E quindi Giulietta deve simulare la sua morte in questa maniera. E tutti il giorno dopo, il giovedì in cui si doveva sposare con Paride, tutti la credono esatto. Chi la scopre morta? Al che sempre la nutrice. La balia, sì, sempre io. Certo. Sì, naturalmente si dispera. Avvisa tutti quanti. E quindi si avvisa, allarma, arrivano i genitori e insomma arriva frate Lorenzo e c'è il funerale di Giulietta, insomma, quindi muore, ricapitolando, è morto Tebaldo Capuletti, muore Giulietta, è morto dalla parte dei Montecchi Mercuzio e Romeo è in esilio. Romeo non se la passa bene. Romeo non se la passa bene. Romeo che ha dei presentimenti, ricordiamo che per tutto il testo Romeo ha questa percezione di qualcosa di tragico che sta per avvenire, e se la porta nel cuore una pesantezza che ogni tanto emerge, e anche nell'ultimo, noi vediamo nel primo atto, quando Romeo è da solo, non partecipa alla rissa Montecchi e Capuleti, ma anche mentre è a Mantova, che proprio sta raccontando, scrivendo, pensando a dei sogni premonitori non positivi. Quindi all'arrivo di Baldassarre chiede 2 volte: ma sei sicuro che sia morta Giulietta? Il frate non ti ha detto niente per me, quasi appunto indovinasse che dovesse ricevere una missiva da frate Lorenzo, e quando Baldassarre per la seconda volta gli dice che che Giulietta l'ha vista proprio morta e che da frate Lorenzo non ci sono notizie, si precipita a Verona e torna appunto dirigendosi, dopo essere passato a prendere la fiala dallo speziale mantovano, ad uccidersi, a togliersi la vita nella tomba dei Capuleti. Qualcuno si ricorda poi, cioè va bene dai, la fine insomma la sappiamo, no? Cioè, sì. arriva
muore lui, lei si sveglia, muore lei, però voi sapete come finisce poi nel testo shakespeariano, l'opera? Cioè, questa cosa, no, noi la facciamo finire, anche perché emotivamente è bellissimo chiudere l'arrivo del principe alla tomba e dice basta, che non mai ci fu una storia più triste di questa di Giulietta e del suo Romeo. In realtà alla tomba arrivano tutti quanti, e i genitori Montecchi e Capuletti sulla tomba, sui figli morti, si appacificano e decidono addirittura si promettono di costruire una statua d'oro che li ricordi. E ecco, mi piace sottolinearlo perché questo è uno dei motivi che mi ha fatto stare su Giulietta Romeo da 20 anni a questa parte e continuare a esserci, che abbiamo bisogno della tragedia per risolvere le nostre questioni, e addirittura la tragedia dei nostri figli. Allora, quando si parla, no, che noi siamo qui nel nostro mondo, nella nostra vita, e siamo di passaggio tra chi c'era prima di noi e chi verrà dopo, quindi i nostri figli, spesso siamo così pieni di noi che ci dimentichiamo che saranno loro a restare qui. E quando capita la tragedia gli costruiamo una statua d'oro. Ma sai cosa se ne sono fatti Giulietta e Romeo di quella statua d'oro? Ecco, quindi ribadire con forza, no, che solo, come dice nel prologo Shakespeare, solo la morte dei figli poteva cessare questo odio continuo. Ecco, è qualcosa che va tenuto e va allacciato a tanti altri discorsi che si abbracciano un po' di più. Beh, diciamo che anche quando si parla di teatro, si parla di cultura, si parla proprio di questo, perché al di là della rappresentazione sono i contenuti e il messaggio che si dà culturale, è questo, al di là della storiella che si può raccontare, e quindi questo peso è quello che poi manca, perché è il peso noi lo chiamiamo sottotesto, però è il peso proprio dell'idea e del contenuto che si vuole dare, ed è questa, passatemi in termine, la missione che noi abbiamo. Se no siamo come dei pupazzi. Ripetiamo in modo vacuo delle frasi scritte da altre, ma non dobbiamo mai perdere questo aspetto, che è quello che fa la differenza, secondo me. Quindi sì, il fatto di farlo è anche il fatto di farlo qui e ora, e quindi ci permette di guardarci negli occhi, in questo caso attraverso un monitor, e di entrare in contatto. Scusate, io ne approfitto per andare di nuovo dai nostri, a vedere chi c'era con noi. Ciao Igino, ogni giorno sempre cose nuove come i condimenti di bella reputazione. Sì, grazie, ci inventiamo sempre qualcosa. Io l'ho detto anche ai nostri artisti, sperimentiamo, usiamo, sbagliamo anche, proviamo a usare questo strumento, a farlo diventare qualcosa. Guardate invece Gabriele cosa ci scrive: dialogo stupendo che cita i pittori fiamminghi. Grazie ancora a Paolo che vi fa un applauso, e così pure Licia. Eccolo qua Stefano Di Simone, esatto, i primi morti digitali, mentre invece Paolo Ragazzini si ricorda, vero, come organizzatore, i pupazzi della Pocket Giulia ricordiamo in una delle prime sperimentazioni di home teatro, Baldo Festival, indimenticabile. Bravo anche te Paolo ad aver avuto il coraggio di portare fuori dalle grandi metropoli questa cosa che si chiama home teatro e che tanta fatica sì, perché appunto, come in questa occasione, anche lì il teatro, sempre la storia di Maometto, non va alla montagna, montagna va a Maometto. Bravissima. Abbiamo portato il teatro proprio dentro le case. Posso dire, Paolo, con tutto quello che sta succedendo, questa cosa dell'home teatro vale la pena di ritornare, di essere riproposta. Passo ancora, ci sono altri commenti, ce ne sono tantissimi oggi. Marta ha un messaggio particolare per Gloria, visto che c'erano degli appuntamenti fissi. Ciao Marta, grazie di averci visto. E invece qui permettetemi,
Cinzia con il suo appunto dice un mondo di cose, perché io e Cinzia Storari, produttrice teatrale, mia amica, mia sorella romana, un angelo del teatro nazionale, mi segue, mi ha sostenuto e mi ha dato le opportunità di misurarmi con la regia, con la recitazione, con il pubblico extra veronese, fuori dalle famose mura e quindi fuori dal mondo, e io e lei abbiamo un legame fortissimo con Giulietta e Romeo, che racconta tante storie. Ciao Cinzia. Ancora Alicia che ci fa un ultimo messaggio, una storia su cui si fonda il grande progetto del Shakespeare Interactive Museum. Grazie. Il museo che anche quello purtroppo temporaneamente è chiuso, vediamo se riusciremo a riportarlo, a farlo rivivere anche quest'estate. E infine gli applausi a Anna Benico, una delle nostre artiste, è stata Olivia nella 12ª notte 2 giorni fa, e quindi insomma anche lei parte della grande famiglia Casa Shakespeare. Allora, noi diamo appuntamento a domani, sempre alle ore 19, sempre sulla pagina Facebook di Casa Shakespeare. Questa volta con noi ci sarà un'accoppiata esplosiva. Giorgia Osimati, anche lei nostra Giulietta, nel SIM, assieme a Patrick Girard, che attore non è stato però scrittore teatrale, oltre che compositore e autore musicale, e si cimentano in un dialogo, in una coppiata veramente straordinaria su un testo impegnativo come L'Otello di William Shakespeare. Sì. Allora, grazie Beatrice di essere stata con noi. Grazie a tutti voi, grazie a Casa Shakespeare, e comunque noi resistiamo, e fateci resistere attraverso anche delle donazioni che, come vedete scorrere sotto, ci sono le indicazioni. Grazie a te, che io mi dimentico sempre questa cosa, invece è importante in questo periodo permetterci di fare il nostro lavoro. Grazie Gloria. Grazie Solimano, grazie Beatrice, grazie di aver lavorato insieme, grazie a tutti quelli che ci hanno visto. Siamo forti se siamo uniti. Grazie a te Gloria. E allora appuntamento a domani, e io resto a casa. Shakespeare fase 2. Grazie a tutti.